Buongiorno, ben ritrovati, buon inizio settimana, siamo in diretta come sempre, oggi tante le notizie, torneremo a parlare del fatto avvenuto a Due Ville in provincia di Vicenza dove un 22enne è stato accoltellato, una persona è stata fermata e il giovane dovrebbe essere fuori pericolo. Però in primo piano anche il nostro sondaggio che riguarda gli infortuni sul lavoro, troppi incidenti sul lavoro, il Veneto è maglia nera come certificato anche dalla CGIA di Mestre sabato scorso e torna la proposta di introdurre un reato specifico, quello di omicidio sul lavoro come è già successo per l'omicidio stradale. Dunque la domanda è questa, siete d'accordo? Troppi morti, serve il reato di omicidio sul lavoro? Se siete d'accordo in verde lo vedete sì 0422 16 26 691, se invece non siete d'accordo in rosso il no 0422 16 26 690. Potete cominciare a votare anche ora l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione di questa sera Ring. E parliamo proprio di infortuni sul lavoro, parliamo della morte di Mattia Battistetti in un cantiere edile. Oggi nuova udienza e sit-in in tribunale, ce ne parla la nostra Lina Paronetto. Lina, buongiorno. Buongiorno Daniele, eccoci in diretta dal Tribunale di Treviso con Nicoletta Rizzetto. Ringrazio come sempre i nostri ospiti, Monica Michelin, la mamma di Mattia naturalmente, e Gabriele Zanella dell'associazione, come vediamo anche dalla maglietta, no? Per aver giustizia per Mattia. Parto da Gabriele perché questa mattina c'è stato l'ennesimo sit-in. Allora la mobilitazione continua e anche oggi siete qui e vi siete fatti sentire. Assolutamente sì, la mobilitazione continua e continuerà. Noi siamo vicini e grati alla famiglia Battistetti per quello che per la determinazione con la quale sta portando avanti questa causa di fronte ad un fenomeno, ad una strage continua, insomma, che vede ogni giorno lavoratrici e lavoratori vittime della negligenza, vittime dell'incuria, vittime della mancanza di manutenzioni e via dicendo. Sono con noi come sempre costanti nell'impegno a favore della causa e per rendere giustizia a Mattia l'RSU dell'Electrolux, l'RSU dell'IRCA, della Silca, di tutte quelle realtà insomma molto, molto sensibili al tema. La mobilitazione continuerà anche per le prossime udienze. Noi siamo sul pezzo, insomma, sempre convinti che questa strage debba finire, che debba essere introdotto nell'ordinamento giudiziario di questo Paese il reato di omicidio sul lavoro, del fatto che servano più controlli, servano delle rivendicazioni di controlli, sanzioni, una logica veramente preventiva e delle istituzioni che mettano veramente in campo politiche concrete, al contrario della deregolamentazione e anche della mancanza di organici, della mancanza di controlli alla quale noi assistiamo progressivamente sempre di più in questi anni. Ecco, lo diceva anche Daniela in apertura, Veneto maglia nera. Monica, prima di entrare nel merito dell'udienza, l'ipotesi di introdurre il reato di omicidio sul lavoro. Io sarei d'accordissima e non solo io ma tutti i membri della nostra associazione. Noi avevamo partecipato anche alla raccolta firme, poi ho sentito che però purtroppo non è andata a buon fine. Se ci sarà il modo di rifare qualcosa, noi sia come famiglia, torno a ripetere, che come associazione ci saremo, perché è una cosa in cui credo. È giusto che chi per negligenza uccide qualcuno deve pagare, è che purtroppo in Italia queste cose lasciano il tempo che trovano. Sto vedendo anche adesso in aula che qualcuno sta arrampicandosi negli specchi e ha dimenticato di aver tolto la vita a un ragazzo di 23 anni. Ecco, Mattia, lo ricordiamo, morto ad aprile del 2021, siamo all'8ª udienza, 6 gli indagati, oggi cosa succede? Sì, siamo arrivati all'8ª udienza, oggi ci sarà la continuazione dell'ascolto dei testi e si sta in atto adesso l'ascolto dell'ingegnere del pubblico ministero, l'ingegner Camatta. Sarà un'udienza molto lunga come la precedente e poi nel pomeriggio si dovrebbe sentire l'ispettore del lavoro, l'ispettore Curatola. Da quello che ho capito io, ignorante in materia, si riconferma quello che era stato detto all'inizio, che quindi la gru era stata mal manutentata. Ecco. Adesso ci si sta un po' arrampicando negli specchi per trovare
le domande per vedere, però dimenticando, torno a ripetere, la causa per cui siamo qui. Certamente, allora la vostra mobilitazione, Monica, sicuramente continuerà, lo diceva anche Gabriele, per le prossime udienze. Sì, noi non finiremo mai di ringraziare Gabriele in primis e tutte le persone che anche questa mattina per l'8ª volta ci hanno sostenuto e ci stanno sostenendo e sono sedute in aula con noi. Per noi la mobilitazione popolare è fondamentale e avere persone vicine, persone che ci sostengono è la forza che ci sta facendo andare avanti per chiedere giustizia non solo per Mattia, perché qui c'è il manifesto della nostra associazione, lo stiamo facendo anche per chi purtroppo ha lasciato la vita nel posto di lavoro e nel 2024 questo non è accettabile. Per i tanti Mattia purtroppo che ci sono e che quotidianamente continuiamo a raccontare. Allora, per quanto riguarda poi i contenuti, sentiremo anche più tardi gli avvocati. Nel frattempo, assieme a Nicoletta Rizzetto, Daniela, restituiamo la linea dal Tribunale di Treviso. Grazie davvero a Lina e Nicoletta per questo contributo. Noi andiamo avanti, ci spostiamo a Vicenza, ed esattamente a Due Ville. Lo vedo già nello schermo il nostro Daniele Garbini, l'abbiamo detto in apertura, un 22enne accoltellato durante una lite in famiglia. Daniele, a te la linea. Sì, grazie Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, confermo, sono a Due Ville, siamo in via 2 Giugno, proprio alle mie spalle l'abitazione di quello che è stato un litigio tra fidanzati che poteva davvero finire in tragedia. Nella lite un giovane di 23 anni ha estratto un coltello e ha cominciato a minacciare e anche a aggredire, sembra, la sorella, che avrebbe cominciato a riportare qualche ferita lieve, e proprio di fronte a questa scena in questa casa abita la madre e il fratello minore 22enne, e il fratello minore proprio è intervenuto per difendere la sorella ed è la persona che ha avuto la peggio, perché è stato colpito in 3 punti, uno di questi punti l'addome della ferita più grave ed è iniziata un'emorragia. Ecco, il trambusto ha provocato proprio il clamore in questo quartiere, che è un quartiere residenziale tranquillo a ridosso del centro. I vicini hanno chiamato i carabinieri che sono subito intervenuti, il SUEM, ed è stato portato in codice rosso all'ospedale San Bortolo. Diciamo subito che è fuori pericolo, anche se subito si era temuto il peggio. Questa è nella tragedia la buona notizia. Ecco, i carabinieri stanno proprio indagando in questo momento. C'era proprio l'aggressore ancora in casa quando sono arrivati, era tranquillo in quel momento, comunque era in stato di shock. Hanno cercato di capire subito quale sia stata un po' la dinamica, se questo coltello sia stato rinvenuto in maniera accidentale proprio durante la lite o se fosse stato portato con sé. Ecco, questi sono aspetti che adesso stanno cercando di chiarire. Proprio hanno incontrato anche il sindaco, perché è una notizia che ha sconvolto, diciamo, subito questa zona, proprio perché la famiglia è conosciuta, una persona a cui comunque i vicini vogliono bene, e si capisce anche dalla volontà e un po' la rabbia che, diciamo, anche nessuno vuole parlare, nessuno vuole commentare, quasi in forma di protezione. Ecco, in questo momento si aspetta proprio il chiarimento di questo momento di forte violenza che ha provocato questa ferita. Ecco, noi abbiamo sentito il sindaco un'ora fa per fare il punto della situazione. Daniela, io con l'intervista lascerei poi la linea allo studio. L'episodio ha sconvolto tutti noi, un'intera comunità. La famiglia è conosciuta, ecco, possiamo dire questo. Questo fatto però era un qualcosa che al di fuori del... Sono fatti che vanno ovviamente al di fuori di ogni previsione, quindi e che ti colpiscono e che sconvolgono e ti chiedi cosa può essere successo. Sicuramente saremo vicini alla famiglia, a tutti gli altri suggerisco quello che dicevo prima, l'attenzione e anche il riservo e il silenzio, perché credo stiano, anzi senza tanto credo, la famiglia sta soffrendo per quanto è successo, quindi cerchiamo di non dare ulteriori motivi di tensione.
Grazie davvero al nostro Daniele Garbin. La buona notizia dunque è che il ragazzo che è stato portato ieri subito d'urgenza alla San Bortolo di Vicenza è fuori pericolo, e questa è la notizia più importante. Poi ovviamente ulteriori aggiornamenti su questa notizia e su questo fatto grave nei telegiornali a partire del Veneto, a partire dalle 18:30. Ed ora andiamo invece a Venezia, esattamente a Mestre, dove c'è stato un furto alla canottieri e i responsabili dicono servirebbero delle telecamere. Ce ne parla la nostra Ilaria Marchioli. Ilaria, a te la linea, buongiorno. Eccoci. Sì, buongiorno a te Daniela, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo qui di fronte alla sede della Canottieri di Mestre insieme al presidente Augusto Gandini, perché venerdì scorso c'è stato un furto, tra l'altro non è nemmeno la prima volta. Allora, innanzitutto benvenuto presidente, c'è stato questo furto tra l'altro in pieno giorno, probabilmente chi ha agito sapeva esattamente come muoversi. Ci può dire com'è andata? Allora, intanto è stata la giornata di giovedì, la mattinata di giovedì, e non come erroneamente riportano i giornali venerdì, quindi giovedì mattina c'erano dei corsisti, erano state raccolte appunto una somma di 800 euro che era stata messa in segreteria in una busta così appoggiata sul tavolo, chiusa la porta, e evidentemente chi ha seguito l'operazione, ha seguito questo spostamento, è entrato subito, ha forzato la porta e ha preso la busta. Quindi ci sono dei segni di infrazione sulla porta, non però segni cioè la segreteria non è stata messa a soqquadro, non è stata rovistata, quindi vuol dire che chi è andato a colpo diretto, chi è stato, sapeva bene dove andare e cosa fare. Senta Presidente, ci sono telecamere in zona oppure è questa proprio una mancanza? Qui la vita a volte è più divertente, cioè la realtà è più divertente della finzione, nel senso che all'una, il furto è avvenuto verso le 11, all'una sono venuti la ditta che avevamo incaricato a montare le telecamere, quindi noi la settimana prima avevamo incaricato la ditta di mettere le telecamere, sono venuti un'ora dopo il furto, quindi questa è una cosa ironica che succede, che la vita ti offre. Ecco, quindi chi d'ora in poi vorrà agire bisogna sapere che invece sarà più difficoltoso, perché invece le telecamere ci saranno. Sì, le telecamere ci saranno dentro, fuori, sia nella parte della segreteria, e per fortuna la nuova struttura è munita di telecamere esterne e interne già da quando è nata, insomma da quando è stata progettata con le telecamere. Ecco, avete sentito furto alla Canottieri, però non è stato l'unico di questi giorni, perché a Olmo di Martellago addirittura in un'abitazione i ladri si sono introdotti di notte proprio mentre i genitori e i figli dormivano, hanno fatto razzia portando via alcuni contanti, dei monili in oro e anche l'automobile, senza che nessuno si accorgesse di nulla. Potete immaginare come la famiglia sia anche in questo momento sotto shock, anche per questo non ha voluto ancora rilasciare alcuna dichiarazione in proposito. Nessuno però è rimasto ferito o è stato toccato da questi malviventi, che evidentemente sono stati davvero bravi perché hanno agito in totale silenzio. E ancora invece a Venezia i ladri sono entrati in un'ottica in Calle dei Fuseri e fino a che non hanno sistemato la porta da cui i ladri sono riusciti ad entrare, i titolari, che sono fratello e sorella, si sono alternati di notte proprio per controllare che non entrasse nessuno dalla porta, per fare le sentinelle, perché hanno detto questa era l'unica soluzione, l'unico modo per poter impedire che entrassero ancora, in attesa che poi venissero a sistemare i danni che avevano provocato, che sono stati dei danni ingenti. Come spesso accade in questi casi, il bottino in sé per sé non è particolarmente importante, ma sono di più i danni che i ladri fanno proprio per entrare nella struttura. Non so se sia stato così anche per voi, Presidente. No, in realtà no, perché hanno forzato la porta, ma non hanno rovinato null'altro se non la serratura e l'ingresso della porta. Ma no, era più il contante che hanno rubato che non il danno alla serratura. Ecco, speriamo non accada più, visto che sono state anche installate le telecamere di videosorveglianza. Io ringrazio il presidente della Canottieri di Mestre, Augusto Gandini. Qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie davvero a Ilaria Marchiori, grazie anche a Sandro Ponchio che ha curato la parte tecnica. Noi ora ci spostiamo a Bassano perché oggi, questa mattina, c'è stato l'ultimo saluto a Stefano Geller. Per noi sul posto la nostra Vanessa Banzato. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Daniela, alle persone che ci stanno seguendo. Sì, l'ultimo saluto a Stefano Geller, quello che è stato definito un guerriero, ha lottato sempre, come ha dichiarato anche il presidente del Veneto Luca Zaia presente oggi alla cerimonia, ha lottato per la libertà. Libertà, diritti e rispetto sono i tre termini che potrebbero caratterizzare proprio tutto il lavoro fatto, portato avanti da Stefano Geller. Lo ricordiamo, malato di distrofia muscolare. Avevo ottenuto dall'ULSS la possibilità di accedere al suicidio assistito e aveva lottato fino all'ultimo perché diventasse legge quella che è la sua battaglia sul fine vita. Accanto a me Matteo D'Angelo, che tra l'altro è uno dei promotori, del gruppo promotore della proposta di legge sul fine vita, fa parte dell'associazione Luca Coscioni e conosceva molto bene Stefano Geller. Ci eravamo trovati in più occasioni anche proprio a casa di Stefano, quando si cercava di un passo dopo l'altro di arrivare a questa promozione, a questo passaggio della proposta in legge. Lascia tanto Stefano. Sì, lascia tanto, ma soprattutto lascia un enorme vuoto, ma lascia un esempio da seguire, perché i termini che sono stati utilizzati prima potrebbero essere riassunti con un unico termine: amore. Stefano aveva un enorme amore per la vita e per la libertà, e l'esempio di Stefano è quello che si può continuare pur nella sofferenza a lottare per gli altri perché i diritti siano di tutti. Stefano aveva ottenuto l'assenso dall'ASL ad ottenere il suicidio medicalmente assistito, eppure ha deciso di continuare a vivere per dare al nostro paese, in particolare alla nostra regione, un qualcosa in più. Quello di dare una procedura certa e dei tempi celeri per avere quella risposta. Quindi è sempre stato al nostro fianco, o meglio siamo noi sempre stati al suo fianco per ottenere queste rivendicazioni che ancora possono essere adottate con l'approvazione della legge che ora è in commissione o comunque con una delibera che dia uniformità alle ASL venete. E l'esempio più grande di Stefano è proprio questo, quello di poter lottare per gli altri indipendentemente dalle proprie condizioni individuali. Una cosa che ci tengo a sottolineare, lei ne ha accennato adesso nel suo intervento, l'amore per la vita di Stefano. Stefano, con tutta questa battaglia, non ha mai voluto negare la vita, anzi il suo era davvero un elogio alla vita. Sì, e soprattutto un enorme rispetto per le opinioni altrui. Stefano con forza rivendicava le proprie posizioni e ha sempre invitato chiunque avesse posizioni contrarie alle sue, o perlomeno inizialmente. Addirittura abbiamo avuto esempi di consiglieri regionali che dopo che sono andati a trovarlo e hanno parlato con lui è riuscito a convincerli e a far cambiare idea. Noi abbiamo avuto voti positivi alla proposta di legge che inizialmente parevano essere negativi. Grazie a Stefano. Tra l'altro anche lo stesso vescovo emerito di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol, che ha celebrato il rito proprio questa mattina, ha espresso la sua vicinanza a Stefano, ma oserei dire di più, la sua amicizia con Stefano, nonostante le diversità di pensiero. Sì, il vescovo Pizziol è sempre stato la persona del clero, appartenente al clero, che ha dimostrato di empatizzare maggiormente con Stefano, addirittura al punto da considerarlo un amico, e anche Stefano considerava il vescovo Pizziol un amico. Ed effettivamente ciò che lui ha detto dall'altare è proprio il messaggio che ha lasciato Stefano, che si possono unire posizioni apparentemente inconciliabili se di fondo c'è l'amore per il prossimo. Un'ultima battuta, voi ovviamente non vi fermate, tutto quello che è stato fatto fino a oggi da Stefano continuerà, i prossimi appuntamenti tra l'altro sono anche a breve termine. Sì, il 10 marzo ci ritroveremo al Candiani a Mestre dalle 10 alle 13 per
ridare alla popolazione, alle associazioni, alle organizzazioni che hanno appoggiato la proposta di legge, l'hanno sottoscritta, e anche a tutti coloro che fossero interessati, ridare la nostra esperienza in Consiglio regionale, ciò che è accaduto, ma soprattutto rilanciare la nostra proposta. Ecco, il governatore del Veneto Zaia ha definito la sua una battaglia per la libertà, è stato definito un amico da Monsignor Pizziol, la sorella l'ha salutato dicendogli ciao guerriero, ovviamente dimostrando tutto l'amore per un fratello che le è sempre stato accanto ed è stato sempre per lei anche un punto di riferimento. Daniela, da San Giuseppe di Cassola è tutto, ti ricedo la linea. Grazie davvero a Vanessa Banzato. Noi andiamo avanti dunque con la nostra prima edizione e continuiamo invece con la cronaca. La Polizia Ferroviaria di Mestre ha identificato e denunciato 8 ragazzi, 7 dei quali minorenni, ritenuti responsabili dell'aggressione avvenuta a gennaio nella stazione ferroviaria di Spinea ai danni di un ragazzo 14enne. Gli agenti avevano soccorso la vittima da che presentava alcune ferite al volto ed era in evidente stato di shock. Aveva raccontato che un gruppo di ragazzi e ragazze lo aveva accerchiato e minacciato mentre si trovava sul binario della stazione. Lo avevano colpito e spinto violentemente tanto da farlo cadere rovinosamente sui binari ed erano scappati. L'episodio era stato visto anche da alcuni testimoni che con le loro dichiarazioni hanno consentito di risalire agli 8 componenti della baby gang. L'unico maggiorenne è risultato avere precedenti per reati legati agli stupefacenti e per possesso di oggetti atti ad offendere. 3 ragazze, tutte quindicenni, erano già state denunciate per violenza privata, minacce ed estorsione. Tutti sono stati denunciati in stato di libertà, uno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, gli altri alla Procura per i minorenni. Gli atti inoltre sono stati trasmessi alla Polizia Amministrativa della Questura di Venezia, che sta prendendo misure in base al decreto Caivano. Ed ora invece andiamo a Treviso e parliamo ancora di minorenni, perché sono 7, c'è stata una svolta nelle indagini dei carabinieri sull'aggressione di uno studente minorenne e sono stati identificati i presunti responsabili. Sono 7 giovanissimi, un maggiorenne e 6 minorenni, tra i 15 e i 16 anni, presunti responsabili dell'aggressione ai danni di uno studente, anch'egli minorenne, avvenuta lo scorso 25 gennaio in piazza Vittoria, nei pressi dell'Istituto Riccati. I carabinieri sono riusciti a risalire ai 7 grazie alla videosorveglianza della zona e alle testimonianze raccolte tra i ragazzi, i genitori, il personale della scuola e gli autisti dei mezzi MOM che in quell'occasione furono bloccati da un assembramento di giovani. L'aggressione, infatti, era stata accompagnata da una nutrita presenza di ragazzi, diverse decine di persone che avevano occupato la piazza creando disagi anche ai mezzi in circolazione, al punto da rendere necessario l'intervento di una pattuglia dei carabinieri che, una volta riportata la situazione alla normalità, avevano iniziato a raccogliere elementi utili per ricostruire la vicenda sin dall'inizio, arrivando a delineare anche i contorni dell'aggressione. Secondo quanto emerso, la vittima si era presentata all'appuntamento con un ragazzino, anche lui minorenne. Tra i due ci sarebbero stati in passato alcuni screzi per futili motivi. All'appuntamento però erano arrivati anche altri 6 giovanissimi e a quel punto che era scattata la violenza con spintoni, schiaffi e pugni in volto fino a quando il minorenne non era riuscito a scappare. Nei giorni successivi non erano pervenute denunce né segnalazioni di accessi al pronto soccorso. Così uno studente parlava all'Indomani raccontando quegli istanti. È uscito da scuola, ha visto sti ragazzi che cercavano altra gente da picchiare, no? I 7 giovanissimi ora rischiano conseguenze penali. La zona di Piazza Vittoria e dell'Istituto Riccati non è nuova ad episodi simili. Una settimana fa era stata una studentessa ad essere vittima di un'aggressione da parte di un gruppetto di giovani, mentre in un'altra occasione era toccato alla consigliera comunale del Partito Democratico, Antonella Tocchetto, intervenire per sedare una lite tra studenti. Io mi sono avvicinata e ho proprio alzato un po' la voce dicendo ma cos'è queste spinte? Attenzione, perché sennò io chiamo i vigili urbani, e si sono un po' dispersi. Ed ora andiamo invece nel Bassanese, dove si è verificata una frana. Ce ne parla il nostro Alex Giuliano. È stata una domenica di paura, quella che hanno vissuto le 5 famiglie che abitano in questo condominio che vedete alle mie spalle. Siamo a Campese, in località Sasso Rosso. Erano le 16 di domenica pomeriggio quando dalla parete rocciosa che vedete inquadrata
è precipitato un masso del peso di 2 quintali che si è letteralmente schiantato contro il muro della palazzina. La tragedia è stata solo evitata per una questione di pura casualità, di fortuna. In questo cortile infatti giocano spesso i bambini che abitano in questo stabile. Ebbene, le famiglie spaventate hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Saliamo al secondo piano di questa palazzina per andare a vedere che tipo di danni ha causato il masso che si è distaccato dalla montagna e che alle 4 di domenica pomeriggio si è schiantato contro questo condominio. Questa è la camera da letto della signora Safora, che insieme ai suoi 5 figli si trovavano in casa, e come potete vedere questi sono i segni lasciati dall'impatto del masso contro il muro della loro camera da letto. Lei ha paura? Questa notte ha dormito qui? No, non ho dormito qua. Ho dormito l'altra parte. Lei ha detto che ha visto proprio il muro abbassarsi, scendere. Sì, ho visto. E anche i suoi figli, anche la sua famiglia hanno paura? Ho paura, 5 bambini. E questa notte come si fa? Dove dorme? Dorme là. Alle sue spalle vediamo anche un albero che è caduto sulla sua baracca. Sì, capita spesso? Sì, l'ho danneggiata anche e non riesco neanche a toglierla perché non lo so non lo so e non posso tagliarla neanche. Lei ha messo questa rete, però vediamo che insomma ci sono tanti sassi incastrati anche di piccole dimensioni, quindi cadono spesso sassi. Cadono spesso sassi, sì, arrivano anche fino al mio giardino qua e evito anche da fare giocare i bambini perché ho un figlio che gioca a calcio e non può, lo porto fuori per giocare. Sì, è un posto un po' pericoloso, guarda, perché i sassi anche là sopra stanno anche cadendo, guarda. Come abbiamo sentito, la paura è tanta anche oggi, a distanza di 24 ore dalla frana. Resta negli occhi di tutti, nelle orecchie delle famiglie che abitano qui, il frastuono dell'impatto della roccia contro la parete del condominio. Un distacco che sarebbe stato causato da infiltrazioni d'acqua, e proprio per questo motivo, proprio perché il meteo dà pioggia anche nei prossimi giorni, la parete rocciosa verrà monitorata attentamente dai vigili del fuoco per evitare altri problemi. Ma quello che resta, lo abbiamo detto, è la paura e la richiesta di maggior sicurezza da parte delle famiglie che abitano in questo stabile. Andiamo avanti con la cronaca da Treviso. Trasportava nel bagaglio dei piccoli lingotti d'oro, ognuno del peso di 300 grammi, senza aver però presentato la preventiva comunicazione di esportazione all'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia, a finire nella rete dei controlli svolti all'aeroporto Canova di Treviso dal funzionario dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dalle fiamme gialle del comando provinciale di Treviso. È stato un passeggero residente in Slovenia che era in partenza dallo scalo aeroportuale Antonio Canova per Saragozza in Spagna. I lingotti sono stati sequestrati e allo straniero è stata inflitta una sanzione amministrativa che va dal 10% al 40% del valore negoziato, pari a circa 18.000 euro, per la violazione delle norme che disciplinano il mercato dell'oro, secondo cui chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero o il commercio di oro nel territorio nazionale ha l'obbligo di dichiarare l'operazione alla Banca d'Italia. Ed ancora un'operazione, questa volta a Belluno, della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza di Belluno, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Treviso, ha eseguito perquisizioni nelle province di Treviso, Venezia e Padova nei confronti di un evasore totale dedito alla prostituzione, sconosciuto al fisco e dei suoi più stretti familiari. Nei loro confronti sono stati ipotizzati reati di evasione fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio. Contestualmente è stata anche data esecuzione a un decreto di
sequestro preventivo finalizzato al confisco la confisca per un importo complessivo di 3,4 milioni di euro, pari al profitto dei reati finora contestati. Ulteriori dettagli ovviamente poi di questa importante operazione della Guardia di Finanza nel corso dei nostri telegiornali a partire dal Veneto 18:30 e Treviso delle 19:30. Ed ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, ora andiamo a Trieste per un grave fatto di cronaca e caccia ai due aggressori che hanno violentato e rapinato una ragazza triestina di 23 anni l'altra notte in via Rigutti. I ricercati sarebbero alti 1,80 m e parlerebbero italiano, secondo il racconto della giovane che si trova ancora in stato di shock. Dalle telecamere di sorveglianza al ruolo chiave di eventuali testimoni, gli sviluppi del caso. Caccia ai due uomini che hanno violentato e rapinato una ragazza qui tra via Rigutti e via Bergamasco. I due, secondo il racconto della giovane, le si sarebbero avvicinati proprio qui in questo piazzale nel tentativo di violentarla. Poi la rapina, portandole via il portafoglio. Visione delle immagini di videosorveglianza, ricerca di testimoni e interrogazione dei residenti della zona. La Polizia di Stato è alla ricerca di due uomini che avrebbero violentato e rapinato la 23enne triestina alle 4 di ieri. Era ancora buio quando i due incappucciati sono sbucati da dietro qualche angolo nell'androna abitata tra le vie Rigutti e Bergamasco, avvicinando la ragazza che stava passeggiando. Gli uomini l'hanno bloccata tentando di palpeggiarle il seno e slacciarle i pantaloni. Lei però si è divincolata riuscendo a fuggire, ma uno degli aggressori durante la colluttazione è riuscito a mettere le mani nella borsetta della 23enne e rubare il portafoglio. È quanto ha raccontato la vittima dell'episodio in lacrime alla polizia dopo aver ricevuto le cure al pronto soccorso. La donna era sotto shock. Secondo quello che è riuscita a raccontare agli investigatori, i due aggressori erano alti circa 1,80 m e parlavano italiano, poco per fornire un identikit. La zona dove è avvenuto il fatto è buia di notte, facile nascondersi e seguire una persona. Via Rigutti, che ha un tratto pedonale, sale parallelamente a Viale D'Annunzio e finisce a fondo cieco nel piazzale sotto Largo Pestalozzi e via Molino a Vento, dove inizia via Bergamasco. Una strada che di fatto collega due parti della città, facile anche dileguarsi in fretta dopo aver consumato una rapina o altro fatto violento. Non è la prima volta che accadono fatti del genere in questa zona, ha spiegato un residente che abita a pochi passi dal teatro della violenza. Anche di notte c'è qualche passaggio nel tratto pedonale di via Rigutti, magari di gente che porta fuori il cane, ha spiegato a Tele4 un altro cittadino. Non è da escludere che effettivamente qualcuno possa aver visto la scena o sentito le urla della ragazza mentre veniva aggredita. Intanto le ricerche della polizia proseguono serrate. Quello dell'altra notte è l'ennesimo episodio in città che vede protagonista una giovane donna che viene aggredita, ma è anche l'ennesima rapina ed è un altro fatto di cronaca che alza la percezione del pericolo nell'opinione pubblica. Furti con spaccata ai bar, furti in casa, risse, violenze sessuali, rapine a mano armata nei negozi. Un'escalation che non risparmia nessuna zona della città, da San Vito a San Giacomo e Ponziana, fino al Borgo Teresiano e alle Ville del Carso. Ed ora torniamo in provincia di Treviso. Un automobilista ha travolto un ciclista e poi è scappato. È stato identificato e denunciato all'autorità giudiziaria dai carabinieri della compagnia di Castelfranco. Un 29enne deve rispondere di omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza alcolica. Il giovane ieri pomeriggio verso le 14 all'altezza di un incrocio in piazza Garibaldi del comune di Borso del Grappa, mentre si trovava alla guida della propria utilitaria, si è scontrato con un ciclista di 34 anni che è caduto rovinosamente a terra. L'automobilista, invece di fermarsi, ha ingranato la marcia ed è fuggito. I carabinieri, prontamente intervenuti su indicazione di altri utenti della strada presenti all'accaduto, hanno rintracciato in breve tempo l'investitore, che aveva frattanto raggiunto la propria abitazione. Sottoposto ad alcotest è risultato positivo con valori ampiamente superiori al consentito, patente di guida ritirata all'investitore, mentre il ciclista, soccorso e medicato dai sanitari, non avrebbe riportato gravi lesioni. Altri due automobilisti sono stati inoltre sanzionati negli ultimi giorni dai militari della Castellana per guida sotto l'influenza dell'alcol. A Castelfranco Veneto venerdì notte un 31enne con tasso superiore a 1, mercoledì scorso sempre in nottata un 28enne con un analogo tasso alcolico, patenti di guida per entrambi gli automobilisti ritirate. Un malore alla guida, ci spostiamo nel Vicentino, un malore alla guida, ma un medico di passaggio lo salva praticandogli il massaggio cardiaco.
È stato salvato all'altezza della bretella dell'Albera, un malore alla guida, in base a quello che è stato possibile ricostruire, quello di un automobilista che ieri è stato salvato da un medico che si trovava casualmente a passare di là e che gli ha praticato il massaggio cardiaco, poi completato dai medici del SUEM 118 allertati nel frattempo. Aiutato anche da altri automobilisti, l'uomo sarebbe stato estratto dall'abitacolo e salvato dall'arrivo del medico che, assistendo alla scena, si sarebbe fermato per andarlo a soccorrere. L'automobilista all'arrivo del SUEM è stato poi portato in ospedale. E resta in gravi condizioni il 31enne travolto ieri alle 18 in pieno centro a Macerata davanti alla chiesa mentre stava attraversando la strada. È stato sbalzato a diversi metri di distanza a causa dell'impatto. Immediatamente era stato dato l'allarme ai soccorsi sul posto gli operatori del SUEM 118 che lo hanno trasportato in ospedale a Treviso. Il 31enne sarebbe in prognosi riservata. L'automobilista, una donna che guidava una vettura di grossa cilindrata, si è immediatamente fermata per prestare soccorsi sul posto per i rilievi del sinistro, i carabinieri. Abbiamo parlato prima dei ragazzini identificati che avevano aggredito un 14enne, un ragazzino all'Istituto Ricati. Oggi noi abbiamo sentito il comandante della polizia locale ieri di Treviso che ci diceva proprio che avevano posizionato una telecamera e che monitorasse la situazione in quell'istituto dove più volte c'erano state delle risse fra ragazzini, una situazione che preoccupava, quindi sentiamo le parole del comandante Andrea Gallo. Una notizia che do in anteprima, siamo riusciti a migliorare ulteriormente la videosorveglianza in quella zona, spostando una telecamera che era presente e puntando la stessa telecamera proprio davanti a questo istituto che aveva registrato degli episodi che ci stavano facendo preoccupare in modo particolare. Così il comandante della polizia locale di Treviso, che ha fatto un plauso all'operazione dei carabinieri che hanno identificato 7 giovanissimi presunti responsabili dell'aggressione ad un minorenne davanti all'Istituto Ricati. Intanto si pensa già all'estate, quando le scuole saranno chiuse ed i ragazzi si riverseranno nelle piazze cittadine. Non arretreremo di 1 millimetro rispetto a tutti i servizi che stiamo portando avanti in questi mesi, perché ricordo che in modo particolare sappiamo l'episodio che è successo qualche giorno fa all'interno del supermercato PAM, però ribadisco che il comando di polizia locale, ovviamente in collaborazione con tutte le forze di polizia, non arretrerà anche quest'estate i servizi che sono stati peraltro garantiti anche nella estate scorsa. Non si abbasserà la guardia, spiega ancora Gallo, anche se solitamente nei mesi estivi diminuisce il numero dei ragazzi nelle città, visto che nei fine settimana si spostano verso le località marittime. Ripeto, i servizi saranno garantiti, potenzieremo i servizi anche con servizi in borghese, perché riteniamo che sia assolutamente indispensabile non arretrare minimamente in fatto di sicurezza preventiva e soprattutto per quanto riguarda la percezione della sicurezza. La percezione della sicurezza è fondamentale, continua. Tutti i servizi che noi abbiamo effettuato da mesi davanti al supermercato PAM in tutto il quadrante di Via Zorzetto, dei Giardini di Sant'Andrea, serve appositamente per incrementare quella percezione di sicurezza anche a tutela di quell'utenza che noi chiamiamo utenza debole, cioè soprattutto gli anziani. In modo particolare siamo sempre presenti tutti i giorni da mesi proprio in quella zona antistante del supermercato dalle 17 alle 19. Perché? Perché sappiamo che è un orario in cui molti anziani si spostano, soprattutto anche d'estate, per fare la spesa. Sono gli stessi anziani ad aver spiegato come vedere uomini in divisa nella zona li fa sentire più sicuri, motivo per cui questi servizi continueranno anche in estate. Non faremo nessun passo indietro, termina Gallo. Una notizia che arriva ora dai carabinieri. Una persona è stata arrestata dai carabinieri di Treviso in relazione al tentato furto avvenuto ieri a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, presso un distributore di carburante, la cui colonnina self-service era stata divelta con un autocarro per rubarne il contenuto. L'arrestato sarà giudicato oggi in direttissima dal Tribunale di Treviso. Ed ora invece a Padova, per un grave incidente a Sant'Urbano, un motociclista finisce a terra con la moto che prende fuoco.
Le fiamme hanno avvolto la moto dopo l'impatto violento con l'asfalto. Gravissimo incidente stradale ieri pomeriggio a Sant'Urbano, lungo la strada provinciale 7 in località Balduina. Un motociclista ha perso il controllo della sua due ruote, finendo a terra. Nello schianto il mezzo ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Il 37enne alla guida della motocicletta è stato subito soccorso dai medici del 118 che l'hanno trasportato in elicottero in ospedale. Le sue condizioni sono molto gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ed ora torniamo invece a parlare della marcia dei trattori che avevano toccato varie città del Veneto. Ora sono partiti per Bruxelles, partiti nella notte, sono arrivati a Bruxelles. Gli agricoltori di Coldiretti, Veneto, sono giunti in place del Luxemburgo sotto la sede del Parlamento dell'Unione Europea per chiedere tempi certi e risorse immediate su costi e adempimenti enormi, troppo stringenti, crisi del settore agricolo, quotazioni del grano. Durante il Consiglio dei Ministri Agricoli Europei il presidio è stato animato da migliaia di giovani e donne della Coldiretti. Ed ora invece torniamo a parlare di cronaca. Ieri ne abbiamo parlato con l'assalto a Cavallino Tre Porti, dove ricordiamo era stato ferito il figlio della famiglia Biondo e anche il padre era stato ferito con un calcio della pistola, il figlio invece colpito da un colpo d'arma da fuoco. Ebbene, è tornato in carcere ieri mattina Sandro Levac, il nomade 55enne fermato domenica proprio 18 e poi scarcerato giovedì scorso, che è ritenuto l'autista dei rapinatori. Giovedì era stato rimesso in libertà con il solo obbligo di presentazione giornaliera ai carabinieri. Nelle ore scorse i militari dell'Arma sono andati a casa di Sandro Levac e per lui sono scattate nuovamente le manette. L'uomo 55enne accusato di essere l'autista della sanguinosa rapina a Cavallino Tre Porti è stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare. Io ne ho avuto notizie in tarda mattinata. Sono stato chiamato dai carabinieri di Treviso che stavano eseguendo questa nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata emessa dalla dottoressa Benedetta Vitolo, nuovo GIP di Venezia, su sollecitazione e su richiesta del pubblico ministero, dottoressa Spigarelli. Il 55enne sarebbe sospettato di aver accompagnato con la sua auto la banda di malviventi che ha assaltato l'abitazione della famiglia Biondo a Cavallino Tre Porti. Rapina sanguinosa terminata con un colpo di pistola contro il figlio 33enne Alberto, ferito ad una gamba, tuttora ricoverato. I tre rapinatori avevano anche colpito più volte con il calcio della pistola il padre Maurizio, che aveva tentato di bloccare uno dei banditi per aiutare la famiglia ed il figlio a terra. A motivare questo nuovo arresto forse nuovi sviluppi sul fronte delle prove a carico di Levac. Io l'unica spiegazione che posso darmi è che sia sopraggiunto del nuovo materiale probatorio, perché se il materiale probatorio è quello che è stato esaminato dal dottor Biagetti non ho motivo di ritenere giustificato un'ordinanza cautelare. Lunedì pomeriggio l'avvocato Zammona andrà in carcere a Treviso a parlare nuovamente con il suo assistito, che continua a ripetere la sua estraneità alla vicenda. Levac dice che non sono mai salite persone a bordo della sua auto e appunto la mia curiosità è vedere se sono sopraggiunte immagini che smentiscono questa ricostruzione. Ed ora andiamo subito a Padova, la vedo sullo schermo la nostra Valentina Visentini. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova, dall'Iston, dove ieri sera è stata veramente partecipata alla manifestazione organizzata dall'Unione degli studenti universitari, dalla rete studenti medi per protestare contro gli episodi di Pisa, dove i ragazzi, gli universitari sono stati presi a manganellate durante un corteo pro Palestina. Ieri sera si è organizzata in poche ore la manifestazione a sostegno di questi studenti ed è stata alta la partecipazione perché più di 400 persone ne hanno preso parte, non solo studenti ma anche tante associazioni. E qui con me c'è Matteo Greggio dell'Unione di Udu Padova, che era tra gli organizzatori, insomma tantissimi studenti. Vi aspettavate un'adesione così alta? Avendo lanciato la manifestazione letteralmente la sera prima, era un po' un'incognita capire come sarebbe andata, però la risposta è stata sicuramente positiva.
e la partecipazione è stata molto, molto elevata, anche e soprattutto da parte di corpi intermedi, comunque di persone adulte o anche anziane che si fermavano e passavano, applaudivano, ascoltavano gli interventi. Siamo contenti, ce lo aspettavamo, anche comunque una buona partecipazione, visto quanto è sentito questo tema ultimamente, anche la scia che in tutta Italia si sta creando di manifestazioni in solidarietà agli studenti manganellati a Pisa. Anche le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha detto le manganellate nei confronti degli studenti, dei ragazzi, sono comunque un fallimento, quindi anche questo ha forse sensibilizzato ulteriormente l'opinione pubblica, visto che qui a Padova c'era anche l'onorevole del PD Alessandro Zan, quindi insomma anche la politica ha preso parte. Sì, siamo contenti dell'appoggio che ci è arrivato un po' anche da tante parti della politica, soprattutto cittadina. Rilanciamo con forza le parole del Presidente Mattarella: le manganellate sono un fallimento di Stato e non c'è autorizzazione o meno che tenga che giustifichi appunto questi fatti qua. E vediamo allora com'è andata la manifestazione di ieri sera a Padova, con la piazza gremita di studenti. Dal listone è tutto, la linea allo studio. Viviamo in un paese che si scandalizza per uno stop al genocidio, che dovrebbe essere invece una frase condivisibile. Viviamo in un paese che risponde alle richieste di pace con la violenza. In centinaia e centinaia si sono ritrovati davanti a Palazzo Moroni a Padova. È stata alta l'adesione alla manifestazione degli studenti organizzata ieri sera dopo i fatti di Pisa, dove una decina di ragazzi è rimasta ferita durante gli scontri con la polizia in occasione di un corteo per chiedere lo stop al genocidio del popolo palestinese. La mobilitazione padovana contro i manganelli è stata organizzata da UDU, Unione degli Universitari di Padova, Verona e Venezia, e della Rete degli Studenti Medi di Padova. Non resteremo in silenzio di fronte a uno Stato che ci censura, manganella gli studenti giustificando il sangue. Venerdì a Pisa 18 studenti, tra cui molti minorenni, sono rimasti feriti dopo che le forze dell'ordine hanno caricato un corteo pacifico che chiedeva il cessate il fuoco in Palestina. Più repressione verrà attuata, più manganelli verranno usati sulla popolazione, più ci troveranno nelle strade e nelle piazze a prenderci i nostri spazi e rivendicare il nostro diritto di manifestare, ha dichiarato Domenico Amico, coordinatore di UDU Padova. Durante la manifestazione gli studenti hanno anche ricordato le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto proprio sui fatti di Pisa dicendo: i manganelli contro i ragazzi esprimono un fallimento. Ed ora invece saluto subito l'ospite che si è collegata con noi, l'onorevole Pignedoli, che è un europarlamentare e si trova a Bruxelles, e con lei vorrei parlare, si parla troppo poco di infiltrazioni mafiose e di organizzazioni criminali nel nord-est. C'è stato un incontro sabato proprio per parlare di questo anche con il procuratore Paci e insomma si è fatto un po' il punto della situazione, onorevole. Sì, perché intanto grazie dell'invito. Nel nord-est le mafie non sono violente come nei territori di origine, quindi sono molto più difficili da individuare. Molto spesso però sono anche nel silenzio, sono anche molto pericolose per l'economia dei territori, perché chiaramente si insinuano per esempio con riciclaggio, per esempio con l'usura, oppure con altri servizi come il recupero crediti, si insinuano nelle aziende e nel tessuto economico del nord-est e lo alterano completamente, facendo concorrenza sleale alle aziende che invece lavorano in maniera corretta e in maniera sana. Ecco, diceva durante questo incontro che non c'è un reato in altri paesi, nei paesi insomma, europei, solo in Italia c'è un reato che riguarda la mafia. Sì, esatto, il 416 bis, ovvero l'associazione a delinquere di tipo mafioso, esiste solo in Italia. E nel resto d'Europa viene chiesto agli altri stati di poter cercare di prendere insomma le buone pratiche dell'Italia per contrastare le organizzazioni di tipo mafioso, ma per il momento questo reato non è stato adottato da nessun altro paese, anche se devo dire che la mafia esiste in tanti altri paesi europei, è una realtà già in Olanda da diverso tempo con l''ndrangheta che dominava il mercato dei fiori per esempio, oppure in Germania dove abbiamo visto la strage di Duisburg che
è stato un po' un fulmine a ciel sereno per i tedeschi, ma in realtà nell'economia tedesca c'è un fortissimo riciclaggio di denaro, e lo stesso in Spagna, dove si ricicla soprattutto nelle attività turistiche. Quindi sarebbe importante che a livello europeo tutti gli stati si dotassero di una normativa per contrastare le mafie. Ecco, cosa si sta facendo in questo momento in Comunità Europea proprio per questo? Allora, la norma penale chiaramente non è parte delle questioni che tratta l'Unione Europea, però ci possono essere tanti elementi di riconoscimento e di cooperazione a livello giudiziario e di polizia che aiutano moltissimo le indagini, perché chiaramente la mafia non è più una questione che riguarda per esempio solo la Sicilia, la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, e la Puglia e la Campania. Come ha riguardato tutta l'Italia, ha cominciato chiaramente a riguardare tutta l'Europa, per cui ci sono per esempio delle squadre investigativi comuni che mettono assieme investigatori di diversi paesi europei per poter portare avanti anche indagini complesse. Oppure c'è il riconoscimento delle confische. In Italia, per esempio, c'è la confisca dei beni anche a livello preventivo quando c'è una pericolosità mafiosa, e questo tipo di confisca di beni viene considerata conosciuta anche in altri paesi. In questo modo si possono colpire i beni delle mafie anche al di fuori dell'Italia. Ecco, fra l'altro nel nord-est, lo ricordiamo, ci sono state 3 grosse inchieste, quella in Emilia, Trento e poi quella più vicina a noi, quella a Venezia, a Eraclea, insomma, e abbiamo visto che, come diceva lei onorevole prima, questa mafia è cambiata, nel senso le infiltrazioni mafiose non sono più come eravamo abituati noi con episodi di omicidio o quant'altro, ma in realtà si è adattata, come si diceva in quell'incontro, proprio al territorio e al tempo che è cambiato. Sì, certo, perché se fosse violenta come alle sue origini darebbe molto nell'occhio, quindi attirerebbe l'attenzione anche delle forze dell'ordine e ci sarebbe una repulsione da parte dei cittadini. In realtà una mafia silente che all'inizio sembra portare soldi, perché chiaramente soprattutto per quello che riguarda il riciclaggio fa investimenti. Il problema è che poi mette fuori mercato tutte quelle aziende che invece sono sane. Invece della violenza utilizza per esempio la corruzione nei confronti della politica, nei confronti delle istituzioni e quindi entra in maniera silenziosa ma molto più difficile da individuare e da reprimere, quindi anche molto più pericolosa sotto certi punti di vista. Secondo lei cosa si può fare di più anche in Italia per cercare di combattere questo fenomeno? Allora, intanto bisogna tenere gli occhi molto aperti, pensare che la mafia non è in un altrove. Si pensa sempre appunto alle regioni del sud, no, la mafia non è in un altrove, la mafia a volte è proprio vicino a casa nostra e quindi bisogna stare molto attenti a quelle che sono le dinamiche economiche. Sicuramente le associazioni di categoria, in particolare quelle imprenditoriali, possono dare una grossa mano agli imprenditori che finiscono in queste reti, magari attraverso l'usura, soprattutto quando c'è una crisi economica o come è stato con il Covid, oppure anche per segnalare situazioni particolari di passaggi di proprietà, di strane compravendite. Tutti questi sono elementi, sono piccoli reati spia che possono essere segnalati alle forze dell'ordine, alla procura e comunque devono essere tenuti monitorati, perché appunto ce ne va del nostro tessuto economico, ce ne va della nostra democrazia. Onorevole, mi veniva anche un'altra domanda, perché abbiamo visto che sono arrivati a Bruxelles i trattori, la famosa marcia dei trattori partita insomma un po' dappertutto, l'abbiamo vista arrivare un po' in tutte le città, anche da noi nel Veneto, sono partiti questa notte ed arrivati. Sì, sono arrivati, ci sono un po' di strade bloccate, hanno cominciato a fare qualche falò di pneumatici e ci sono le forze dell'ordine che stanno cercando di contrastarli un po' con gli idranti per fare in modo che non raggiungano insomma proprio le istituzioni. Oggi c'è il Consiglio dell'Agricoltura e quindi si sono radunati per questa occasione per continuare a protestare contro alcune politiche europee, ma non solo, insomma. Ecco, abbiamo sentito insomma un po' la rabbia, una crisi del settore agricolo che dicono se non viene presa in mano immediatamente davvero rischia di far fallire moltissimi imprenditori agricoli. Quindi insomma si spera che l'Unione Europea riesca insomma in qualche maniera
a dar loro voce e a trovare qualche rimedio per cercare insomma di farli andare avanti. Sì, certo, devono essere ascoltati, bisogna cercare di trovare delle soluzioni condivise, anche perché le politiche europee non sono contro gli agricoltori, ma dovrebbero cercare di aiutarli. Le politiche green non vanno contro gli agricoltori, ma anzi, perché gli agricoltori sono i primi a soffrire dei cambiamenti climatici, della siccità estrema oppure di eventi climatici estremi, appunto. E quindi bisogna cercare però di avere un dialogo, perché quello che secondo me è mancato in questo periodo è stato un po' il dialogo proprio con chi sulla terra ci lavora. Ecco, un'ultima domanda. Fa parte del Movimento 5 Stelle e il Movimento 5 Stelle sta facendo proprio, portando avanti questa questione invece delle infiltrazioni mafiose, facendo incontri un po' in tutte le città per parlare con i cittadini. Com'è la risposta dei cittadini? Ma in alcuni luoghi è molto buona, perché devo dire che i cittadini comunque hanno un interesse e comunque si rendono conto che nella propria società cominciano a vedere i risultati purtroppo negativi di infiltrazioni di tipo mafioso, cominciano a rendersi conto di che cosa vuol dire avere questo tipo di infiltrazioni vicino a casa. Secondo me i cittadini in alcuni casi sono più attenti di alcune istituzioni e quindi chiedono di avere informazioni e chiedono di avere anche una risposta che chiaramente deve arrivare dalle forze dell'ordine e dalla giustizia, però credo che ci sia molto interesse da questo punto di vista e questo è anche positivo proprio per far crescere la consapevolezza a livello sociale. Ecco, l'incontro sabato a Treviso, ci saranno altri appuntamenti nel Veneto? Sì, sicuramente avremo degli altri eventi anche a Venezia e poi dopo cercheremo di organizzare anche qualcosa a Padova. Grazie davvero onorevole, grazie per essere stata con noi e per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Grazie. Noi ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità e poi torniamo nuovamente qui in studio con altri servizi ed altra cronaca. Rieccoci nuovamente in studio, continuiamo con la cronaca. Spacciavano vicino al cimitero di Campo San Martino. Un'operazione antidroga della squadra mobile ha portato all'arresto di 2 incensurati romeni. Fratelli e soci in affari, 2 fratelli romeni avevano messo in piedi un giro di spaccio fiorente facendo la spola tra la propria abitazione e un'area di sosta vicino al cimitero di Campo San Martino, luogo scelto per le cessioni di cocaina. I 2 fratelli di 30 e 25 anni senza precedenti sono finiti nel mirino dei poliziotti della squadra mobile di Padova che avevano ricevuto numerose segnalazioni di scambi sospetti vicino alla zona del Camposanto. Gli agenti hanno pedinato i 2 a lungo e quando hanno fermato e controllato il più giovane gli hanno trovato addosso una cartuccia per una pistola automatica. Da qui i poliziotti hanno deciso di perquisire la loro abitazione. Quando sono entrati nell'appartamento in zona Busiago, i poliziotti hanno trovato l'altro fratello impegnato a confezionare 18 involucri di cocaina, in totale circa un'ottantina le dosi in fase di preparazione. In casa c'erano anche sacchetti contenenti una ventina di grammi di marijuana, hashish e MDMA. Un'ulteriore scoperta è stata fatta nell'armadietto della cucina dove i poliziotti hanno trovato delle munizioni, 29 cartucce per pistola calibro 9 usate per le armi automatiche. Blitz polizia per liberare ostaggi in un supermercato di Padova, ma è un'esercitazione. Dopo i fatti di Marcone simulato l'intervento di negoziatore e dei NOx contro rapinatori. Al supermercato Ali di Via dei Colli 31. Si tratta di 2 persone vestite di scuro e con volto travisato, armate una di pistola e una di coltello. Un blitz in piena regola, forze speciali in campo, la zona chiusa al traffico, le sirene della polizia, l'elicottero in volo che sorveglia l'intera area, il negoziatore che convince il rapinatore alla resa e gli ostaggi finalmente liberi. Scene che nella realtà si sono viste anche poche settimane fa a Marcone durante l'assalto al centro commerciale, che ieri a Padova sono state simulate in un'esercitazione nel supermercato Ali di Via dei Colli, che ha visto impegnati un centinaio di agenti di tutti i reparti di polizia insieme al NOx e un elicottero del 10° reparto di volo di Venezia.
Lo scenario di criticità ipotizzato ieri a Padova, nel quartiere Brusegana, metteva in scena l'irruzione dei rapinatori in un supermercato con presa di ostaggi. Un ostaggio però riesce a chiamare il 113 e si attiva così la trattativa. Sono stati testati i tempi di reazione, di intervento, il ruolo del negoziatore e le vie di fuga. Una situazione che potrebbe verificarsi in qualsiasi parte d'Italia e che non deve far trovare impreparata anche Padova, una città nota per i suoi plessi industriali e commerciali, ma anche per siti religiosi importanti come la Basilica di Sant'Antonio, che attira migliaia di pellegrini, o la sinagoga, il museo ebraico. È importante svolgere esercitazioni di questo tipo, ha spiegato il questore di Padova Marco Odorisio, per testare tempi di reazione degli apparati operativi e di sicurezza. Fondamentale il ruolo del negoziatore. Ed ora una notizia che arriva da Due Ville: un autoarticolato carico di semole è andato in fiamme e lo sfarinato è fuoriuscito per lo squarcio della lamiera dalle botti dovuta alle alte temperature raggiunte nella prima fase delle fiamme, abbassate per fortuna con un estintore dalla polizia stradale, che è giunta immediatamente sul posto. Le operazioni dei vigili del fuoco ora sono in atto per mettere in sicurezza il carico e per riattivare e rimettere in sicurezza anche la strada e riaprire la viabilità. Ed ora invece la storia di un papà che da anni entra in ZTL per prendere i figli. Siamo a Padova, per prendere i figli a scuola. Da sempre lo fa qualche minuto prima dell'orario consentito, ma ora senza preavviso da settembre sono scattate le multe che stanno arrivando in questi giorni, decine di contravvenzioni, siamo quasi a 3.000 euro. La storia è quella di un papà che, autorizzato dalla polizia locale a entrare in auto nella ZTL per prendere i figli a scuola, da anni attraversa il varco di via Vescovado con qualche minuto di anticipo, 4, 5, 10 minuti al massimo, senza essere multato. A settembre però ecco la svolta. Lui non lo sa, ma la telecamera lo immortala regolarmente, 5 giorni alla settimana, senza avere più tolleranza. Ma Gianluca Boldrin lo scopre solo 3 mesi dopo, quando iniziano ad arrivare le contravvenzioni, circa 100 euro all'una, e sono già quasi 30, con un'altra ventina attese in questi giorni. Saranno quasi 5.000 euro, una cifra che toglie il sonno. Fino agli anni scorsi addirittura qualche anno c'è stato addirittura un anticipo di orario alle 15:30 che andava benissimo, dopodiché si è lasciato un po' di margine di entrare, anche perché non è possibile fermarsi se si arriva in anticipo in queste strade, bisogna per forza passare, altrimenti si blocca il traffico. Invece da poco prima di Natale è la brutta sorpresa che i 5-10 minuti di anticipo al massimo che ci possono essere stati non sono più accettati, per cui da 3 mesi a questa parte, tutti i 3 mesi che sono passati dall'inizio delle scuole, sono praticamente tutti i giorni con una multa, e adesso stanno arrivando man mano. Altri potrebbero essere i genitori nella stessa situazione. Lui sa che rimanendo fermi alla norma è in torto e deve pagare. Si aspettava almeno di essere avvertito dell'improvvisa tolleranza zero e lancia un appello all'amministrazione: pagare alcune delle multe, che lui in centro non va a fare shopping o a bere l'aperitivo, ma entra ed esce dalla ZTL i pochi minuti che servono per prendere i figli a scuola. Al Comune chiedo, intanto un po' di buonsenso, magari di risistemare l'orario e trovare un orario magari un pochino più consono qualche minuto prima dell'anticipo. Dopodiché, sapendo perfettamente di essere stato in torto, perché è così, di magari trovare un accordo per pagare una parte delle sanzioni che sono state giustamente date, però con le altre trovare tornare con un minimo di elasticità mentale. Non solo nelle farmacie cittadine, ora quindi parliamo di sanità, la carenza di medicinali riguarda anche le farmacie ospedaliere. Stiamo lavorando per riportare la situazione alla normalità, spiega il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. Era arrivato da Farmacie Unite nei giorni scorsi l'allarme sulla carenza di alcuni medicinali, come quelli ad esempio per l'epilessia, le pancreatiti o il diabete, una sofferenza registrata anche nelle farmacie ospedaliere. La situazione è più critica tra dicembre e gennaio. Abbiamo dovuto ovviamente fare una serie di richieste, soprattutto ai grossisti, perché mancavano dei farmaci o ci arrivavano una parte di farmaci, altri farmaci non arrivavano. Una carenza legata, spiega il direttore dell'ULSS 2, ad una riclassificazione dei farmaci da parte delle multinazionali. E poi soprattutto immagino ci sia stato anche un cambio del tariffario del costo del farmaco, che l'hanno ovviamente aggiornato, e questo ha creato dei problemi di distribuzione.
Lentamente la situazione sta tornando alla normalità. Il nuovo primario Filippo Sconza è al lavoro per rifornire il magazzino del Cafoncello. Abbiamo già fatto una serie di richieste in abbondanza al grossista, ai fornitori, e quindi adesso dovremo avere risolto completamente il problema. Parallelamente l'ULSS 2 è impegnata su un altro fronte. Stiamo lavorando per fare l'informatizzazione del farmaco. Ciò significa che faremo un punto unico a Vittorio Veneto dove ci sarà distribuzione. Continuiamo a parlare di sanità, rosso, arancio, giallo, verde, bianco ed ora anche azzurro, con quest'ultimo colore che rappresenta una novità assoluta, almeno in Veneto, nei codici di priorità assegnati ai pazienti di pronto soccorso dopo il triage. A introdurlo sono stati qualche giorno fa gli ospedali di Bassano del Grappa e Asiago in provincia di Vicenza nell'ambito di un progetto pilota regionale. L'obiettivo è garantire una presa in carico più appropriata per alcune categorie di pazienti che normalmente rientrerebbero nei codici bianchi, che rappresentano la parte più importante degli accessi in pronto soccorso, oltre il 66% dei 145.000 accessi dell'ULSS 7 Pedemontana durante il 2023. Il progetto pilota negli ospedali di Bassano e Asiago durerà 6 mesi. Al termine di questo periodo, se i risultati saranno analizzati e se positivi, l'iniziativa potrebbe essere approfondita attraverso una sperimentazione ad ampio livello e quindi essere anche distribuita in altri ospedali. Spese non giustificate per oltre 100.000 euro e bufera sul sindacato dei medici di famiglia di Padova. Dopo il rinnovo delle cariche a dicembre, il nuovo direttivo ha presentato una denuncia a querela nei confronti dell'ex segretario Domenico Criserà, attuale presidente dell'Ordine dei Medici nella provincia. Silenzio da parte del nuovo segretario della FIMG di Padova, Antonio Broggio. Parlerò a tempo debito il commento dell'ex segretario, tuttora presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, Domenico Criserà. Per loro in questo momento parlano le carte e i comunicati stampa. Le carte sono quelle della denuncia querela presentata dalla FIMG di Padova alla Procura. Alla magistratura si chiede di far luce su un ammanco dai conti del sindacato dei medici di famiglia per l'annualità 2022-2023 che supererebbe i 100.000 euro, 90.000 dal conto in cui vengono versate le quote dei medici dell'assistenza primaria, 15.000 dal conto in cui versano le quote i medici della continuità assistenziale. Spese che secondo il nuovo direttivo entrato in carica inizio dicembre 2023 sarebbero riconducibili a Domenico Criserà, che in qualità di ex segretario della FIMG di Padova poteva operare su quei conti. Criserà, scrive il comunicato di FIMG, invitato a fornire chiarimenti su alcune spese, avrebbe ammesso che molte di queste non avevano idoneo giustificativo. Un'operazione trasparenza, quella intrapresa dalla FIMG di Padova, che su questo ha coinvolto anche i vertici nazionali. Domenico Criserà, presa la notizia, ribatte e precisa che l'utilizzo dei fondi è stato sempre finalizzato ad attività istituzionali, aggiungendo: mi metto a disposizione delle autorità competenti per chiarire ogni aspetto della vicenda. Ed ora invece parliamo della situazione un po' meteo che si sta verificando in montagna. Lo facciamo insieme a Giampaolo Bottaccini, assessore regionale alla protezione civile. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, si attendeva la neve, lo diciamo perché ormai stava in alcune parti, insomma, alcune località ormai era residua. Sta arrivando, però dicono le temperature sono troppo basse, quindi c'è il pericolo di possibili valanghe. Ma c'è il pericolo di possibili valanghe, inoltre nelle prossime 48 ore le previsioni meteo prevedono un peggioramento. Oggi c'è stata una giornata di tregua, ci sarà un peggioramento. Quindi inizialmente nevicate in montagna con un leggero aumento della temperatura nella giornata di mercoledì, però precipitazioni abbastanza copiose, in modo particolare nella zona pedemontana, anche in pianura, ma in modo particolare nella pedemontana perché sono previsti picchi di precipitazione anche di 120 mm nell'arco delle 24 ore e 180 mm nell'arco delle 48 ore. E quindi ovviamente c'è dal punto di vista idrogeologico il rischio di qualche frana. Ecco, quindi siamo in un momento di allerta quindi per le prossime ore? Sì, in alcune zone ci sarà uno stato di preallarme, in alcune zone ci sarà addirittura lo stato di allarme, ma ovviamente informo che siamo ogni volta che c'è una situazione di
di questo tipo, molti mi contattano, mi dicono ma c'è un'altra vaia? No, non ci sarà un'altra vaia, ma ci saranno precipitazioni copiose, piove sul bagnato perché ha piovuto anche nei giorni scorsi e di conseguenza nella rete idrica minore e per quanto riguarda gli aspetti relativi ai dissesti potrebbe esserci qualche problema. Ecco, ci sarà quindi l'attenzione da monitorare, l'attenzione soprattutto sui fiumi? Sì, corsi d'acqua minori, situazioni appunto di dissesti noti e quindi la possibilità di innesco di colate detritiche di frane e ovviamente il rischio di qualche allagamento. Ecco, ovviamente la sala operativa della regione è aperta e tutti gli addetti ai lavori sono informati, vengono informati attraverso i bollettini che vengono emessi quotidianamente dalla regione e quindi ovviamente tutto è assolutamente monitorato. Ecco, Assessore, quali sono le zone che sono maggiormente, diciamo, monitorate e attenzionate da voi? Ma diciamo che nelle prossime ore le previsioni prevedono le maggiori precipitazioni in tutta la fascia pedemontana, quindi dal Veronese fino al Bellunese e al Trevigiano, passando attraverso il Vicentino. Ecco, e parlando invece della montagna, perché c'era un po' stato detto, c'era questa preoccupazione adesso, perché insomma nevica, almeno se qua piove, in teoria là ci avevano detto che nevicava in maniera anche copiosa in molte zone, però le temperature continuano a non essere proprio temperature rigide. Sì, quando, anche in questo caso, quando le temperature sono particolarmente alte, viene messo il bollettino rischio valanghe, che invito tutti a seguire perché purtroppo capita troppo spesso che noi diamo l'allertamento e poi dopo ci siano persone che si espongono a rischio valanghe inutilmente, quindi l'invito è quello di seguire i bollettini che vengono emessi da ARPAV, dal centro funzionale decentrato, dalla protezione civile regionale, in modo tale da che quando ci sono situazioni di rischio ci sono degli atteggiamenti, dei comportamenti che possono essere messi in atto e che dovrebbero essere messi in atto da tutti per intanto garantire la propria incolumità e poi anche per favorire l'incolumità e garantire l'accesso a eventuali soccorritori in situazioni critiche che dovessero venire. Ecco, l'invito è proprio quello, e l'abbiamo detto anche più volte ai cittadini, insomma, di fare e di prestare massima attenzione, soprattutto i turisti che si trovano in montagna e cittadini che non rischino, insomma, in zone che sono in questo momento possono diventare pericolose. Sì, diciamo che i giorni scorsi ancora una volta abbiamo assistito alle strade intasate, bloccate per pochi centimetri di neve, dal fatto che molti si avventurano anche per strada senza pneumatici da neve, senza catene, senza quello che è obbligatorio per legge e che dovrebbe essere garantito. Questo ovviamente è una serie di disagi agli altri, crea una situazione spiacevole, perché poi dopo ci troviamo di fronte al fatto che alcuni chiamano i vigili del fuoco per farsi montare le catene, ma i vigili del fuoco dovrebbero fare un altro mestiere o altro, e quindi insomma l'invito è quello, ancorché fra l'altro è un obbligo di legge, dotarsi di quanto previsto per avventurarsi sulle strade durante una nevicata. In montagna è normale che nevichi e durante non è possibile pensare che la strada sia pulita, ovviamente, penso che ci arrivi chiunque, ma forse non è così quello che succede ogni volta che c'è una nevicata. Ecco, e Assessore, tornando invece alla pedemontata, sono stati allertati anche i comuni di queste zone? Ma ogni volta che viene emesso il bollettino dal centro funzionale decentrato dalla regione, questo viene inviato a tutti gli addetti ai lavori, quindi a tutte le amministrazioni comunali, alle prefetture, ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine, alla volontariato di protezione civile, quindi ovviamente tutti sono adeguatamente informati, preallertati e sono consapevoli della situazione e quindi tutti quanti si attrezzano per essere sul pezzo, come si suol dire. Ecco, le diceva, c'è anche pericolo di qualche frana in alcune zone. Ma quando ci sono precipitazioni piovose così copiose può essere che ci sia qualche dissesto, qualche sasso che finisce in strada, insomma, quindi l'attenzione deve essere massima e ovviamente tutti devono essere, tutti i soccorritori sono allertati, sono in trincea per garantire la sicurezza dei cittadini, però i cittadini anche loro
loro comportamento possono garantire maggior sicurezza per se stessi e per gli altri. Quindi quando ci sono precipitazioni piovose così importanti, magari evitare di mettersi per strada laddove possibile. Anche qui io quando invito a non mettersi in strada, alcuni mi chiamano e dicono ma io devo andare al lavoro. È evidente che chi va al lavoro non può sottrarsi a questo, ma se uno magari dice vado a bermi con gli amici, magari quella sera può evitare di farlo. Ecco, Assessore, volevo ricordare da quando inizia l'allerta, per quanto tempo? Allora noi emetteremo il prossimo bollettino a breve, verso le 14, come facciamo ogni pomeriggio, e l'allertamento sarà dalle prime ore di domani fino alla mezzanotte di mercoledì, quindi tutta la giornata di mercoledì. Assessore, io la ringrazio. Grazie a voi. Grazie davvero, grazie Assessore. Buona giornata. Grazie, buona giornata anche a lei. Dunque avete sentito un'allerta che scatterà nelle prime ore di domani per 48 ore. La zona dove insomma, è prevista la maggiore pioggia è nella zona pedemontana, quindi dal Veronese fino a Treviso, Belluno, tutta questa zona è attenzionata, sono stati già allertati i comuni, una pioggia battente, quindi saranno anche attenzionati alcuni fiumi, quelli o comunque corsi d'acqua di minor portata, proprio per insomma, controllare, evitare che ci possa essere qualche problema. L'attenzione veramente massima, lo diceva l'assessore, è quella agli automobilisti di fare davvero la strada con massima cautela e attenzione per evitare di rischiare di farsi male in incidenti. La pioggia, come ha detto, sarà una pioggia battente. Ed ora andiamo avanti e siamo alla politica. Sabato sera a Casale sul Sile la presentazione del libro del presidente del Veneto Luca Zaia è stata l'occasione per fare il punto tra terzo mandato e elezioni europee. Sentiamo le parole del governatore intervistato dal nostro direttore Luigi Bacialli. La prima chiamata questa mattina è stata con Luca Zaia. Mi spiace per i giornalisti che provano a farci litigare. Così il leader della Lega e ministro alle infrastrutture Matteo Salvini alla scuola politica del Carroccio in corso a Roma cerca di spegnere le voci su una presunta distanza sempre più marcata con il governatore del Veneto. Polemiche che lo stesso Zaia ha etichettato come congetture di chi vedrebbe nella bocciatura dell'emendamento sul terzo mandato un tentativo di evitare interferenze nella segreteria del Carroccio. E nonostante alle elezioni regionali in Veneto manchi più di un anno, già si fanno ipotesi sul futuro dell'attuale presidente, che liquida così ogni teoria. E bisogna restare concentrati sul lavoro, perché non si possono gettare al vento mesi e mesi ancora di lavoro per parlare di elezioni. Sono concentrato sulla regione, come ho sempre fatto. Per gli osservatori politici nel futuro dell'attuale governatore potrebbe esserci una candidatura alle europee, altri puntano ad un ticket Zaia Mario Conte per la corsa a Palazzo Balbi. Nel caso non passi definitivamente il terzo mandato, che lo stesso presidente del Veneto non ritiene una partita già chiusa. Per quanto mi riguarda è presentabile per almeno i prossimi 17 mesi. Più o meno. L'Italia vive di questa anomalia, ovvero che non lascia scegliere i cittadini per quanto riguarda sindaci e presidenti di regione, che sono due cariche elettive, le blocca, sostenendo da parte di qualcuno che si creano centri di potere. Il che vuol dire che un sindaco di un paese di 6-7 mila abitanti se deve andare dopo 2 mandati, ma se la stessa persona facesse il ministro a vita lo può fare. Ipotesi destinate ad accompagnare la scena politica fino al 2025 e alle quali solo Zaia potrà mettere la parola fine. Vedo che c'è molto interesse su quello che farò in futuro, tanto è vero che per tenere alta l'attenzione faremo in modo che lo dirò proprio all'ultimo istante. Ed ora parliamo delle elezioni provinciali. Sono state depositate ieri le liste in vista dell'appuntamento del 16 marzo. Tra le 5 presentate, 4, come annunciato, sono di centrodestra. 5 liste per 74 candidati totali. I partiti hanno sciolto le riserve e depositato i nomi di chi correrà per i 16 posti da consigliere provinciale in quelle che dovrebbero essere le ultime consultazioni di secondo livello per tornare, probabilmente dal 2025, a una provincia con elezioni dirette dei cittadini. Finita la Pax, che aveva portato all'elezione presidente di Enox Ranzo, Fabio Bui e da ultimo Sergio Giordani, a presentarsi alla conto sono i partiti di centrodestra.
Alleati al governo e in regione, le liste per il 16 marzo sono 4. La Lega, che parte da 5 consiglieri, ha presentato la lista Veneto Domani, la sfida identitaria. Fratelli d'Italia, che di consiglieri ne aveva 3, si presenta con lista civica per Padova e provincia. Forza Italia, 2 consiglieri attuali, ha presentato la lista Forza Provincia. Lista in solitaria anche per la compagine di centro. L'UDC parte da un consigliere con Padova provincia al centro. Unito resta il centrosinistra, che ha chiamato alla sua lista tutta la provincia Uniti per il Territorio, che partiva da 5 consiglieri uscenti. Un voto che deve tenere conto di un meccanismo particolare. Se sono 1328 gli elettori chiamati alle urne, i loro voti hanno un valore diverso a seconda della fascia di popolazione del comune di appartenenza. Facile dedurre come un consigliere di Padova abbia un peso ponderale maggiore a livello di conteggio finale. Se il centrodestra va alla Conte in vista delle europee di giugno, ma soprattutto delle regionali 2025, il centrosinistra punta a tenere le posizioni. Nel frattempo è partito l'esame delle liste presentate. Il provvedimento definitivo sarà adottato entro il 1° marzo. Ed apre dopo 20 anni di progettazioni e lavori il centro sportivo comunale con piscine e campi da calcetto, tennis e paddle. Ha oltre 1500 cittadini presenti all'inaugurazione. Siamo a Carmignano. Apre a Carmignano di Brenta il nuovo polo sportivo natatorio atteso da 20 anni. Oltre 1500 cittadini presenti all'inaugurazione. Un centro sportivo costituito da una piscina coperta, 2 campi da padel scoperti e illuminati, 2 campi da tennis in terra rossa, uno coperto e uno scoperto, e 2 campi in erba sintetica da tennis e calcetto. E vista la grandissima partecipazione con oltre 1500 persone all'inaugurazione, credo che sia un vero segnale che va nell'ottica di promuovere lo sport e i valori dello sport all'interno della nostra comunità, che cresce, che si consolida e che si sviluppa. Questa nuova struttura comunale, gestita dalla società Acqua Chiara, permetterà di aumentare l'offerta sportiva già presente nel territorio. Sono previsti anche corsi di vario tipo, dai 3 mesi agli over 65 anni. Per tutti i residenti a Carmignano sono previsti una serie di sconti a partire dal 50% sull'iscrizione annuale. Finalmente siamo arrivati a Carmignano, siamo arrivati alla fine dei lavori e possiamo aprire questa meravigliosa piscina che diventa una realtà unica in Italia ad aprire quando tutti gli altri stanno pensando e barcollando o stanno pensando di chiudere. Noi riusciamo ad aprire e ad iniziare una nuova avventura. Un progetto reso possibile grazie a un investimento complessivo di oltre 4,5 milioni di euro attraverso un project financing tra pubblico e privato, all'interno del quale l'amministrazione comunale ha partecipato con un finanziamento pari a 3 milioni di euro. E continuiamo a parlare di progetti, ma questa volta nel Trevigiano. Sarà presentato a breve il progetto del nuovo ponte di Vidor. La storia infinita sembra ad una svolta. Subito dopo chiederemo risorse a Roma. Con i soldi del ponte sullo stretto si fanno 150 ponti di Vidor, dicono i sindaci. Fine marzo, probabilmente aprile, avremo ulteriore incontro dove ci verrà fornito il progetto definitivo e anche il computo, diciamo, della spesa della nuova viabilità del destra, sinistra, Piave. Dopo decenni di tira e molla dovrebbe essere la volta buona per conoscere tracciato e costi del nuovo ponte di Vidor. Tra le opere viabilistiche più attese dell'Alta Marca, Veneto Strade ha assicurato tempi brevi per la presentazione. Dopodiché torneremo a interessare il Ministero, è già stato fatto l'anno scorso da parte di alcuni sindaci, torneremo coi conti, col progetto definitivo, chiederemo lo stanziamento delle risorse per quest'opera che sì è locale, quindi tra provincia e regione, ma per l'importanza che ha, perché è un'opera strategica, deve avere il sostegno economico anche dai fondi ministeriali. Insomma, si attende il progetto definitivo per battere cassa a Roma, individuando l'opera come strategica, né più né meno del ponte sullo stretto di Messina, sostenuto proprio dal vice premier leghista Matteo Salvini. Un'opera non esclude l'altra. Sono ordini di grandezza diversi. Del ponte dello stretto stiamo parlando di 10-15 miliardi di euro. Qui stiamo parlando di meno di 100 milioni di euro, quindi 100 volte meno. Diciamo che con l'importo di un ponte dello Stretto di Messina facciamo 100 ponti sul Piave. Un ordine di grandezza lampante, tra i primi cittadini sembra riaffiorare una certa fiducia e più indizi fanno una prova. Siamo ottimisti, anche ci fa sperare bene, perché ho fatto proprio delle verifiche
la settimana scorsa Veneto Strade aveva incaricato un'azienda, una ditta, che stavano facendo dei garotaggi sull'Alveo del Piave appunto per verificare il sottosuolo, quindi questo ci fa pensare che stiamo andando avanti in positivo, insomma. Ed ora vi ripropongo il sondaggio con cui abbiamo aperto questa prima edizione che riguarda gli infortuni sul lavoro. Troppi incidenti sul lavoro, il Veneto è maglia nera, come certificato anche dalla CGIA di Mestre sabato scorso, e torna la proposta di introdurre un reato specifico, quello di omicidio sul lavoro, come è già successo per l'omicidio stradale. Dunque siete d'accordo? Questa è la domanda, la vedete in sovraimpressione, troppi morti, serve il reato di omicidio sul lavoro. Se secondo voi serve, vedete in verde 0422 16 691, se invece non siete d'accordo in rosso 0422 16 690. Potete cominciare a votare anche ora all'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione di questa sera, Ring. E dunque, riguardo proprio alla trasmissione, vi ricordo gli ospiti: coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Flavio Tosi, Alberto Villanova, capogruppo Lega, Liga, Consiglio regionale Veneto, Giacomo Nilandi del Partito Democratico, Flavio Baldan del coordinatore Movimento 5 Stelle della provincia di Venezia. E poi nella seconda parte della trasmissione si parlerà proprio dei temi di sicurezza, come l'avete sentito, il Veneto che è maglia nera, come ribadito dalla CGIA di Mestre, e ci saranno in studio Monica Michelin, mamma di Mattia Battistetti, morto sul lavoro a 23 anni nel 2021 a Montebelluna, e poi Paola Simeoni, mamma di Andrea Soligo, morto sul lavoro a 25 anni a Tezze nel 2022, a Tezze sul Brenta, e poi Eliana Como, CGIL nazionale, e Gabriele Zanella, associazione per Mattia Battistetti. Dunque queste le notizie prima del meteo. Vi ricordo che ci sarà il meteo qualche minuto proprio di pubblicità, e poi alle 13:40 il nostro approfondimento dedicato alla salute con la nostra Alice Montagnier. Si parlerà di ernia del disco e mal di schiena, quando si deve operare. Sarà ospite il dottor Alberto Alexandri, direttore sanitario Istituto EUNI. Queste le notizie, vi lascio quindi al meteo e alle previsioni del tempo e alla pubblicità. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti, a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Tempo nuovamente in peggioramento per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di lunedì 26 febbraio ci mostra un contesto piuttosto instabile. Sarà molto nuvoloso con precipitazioni diffuse già dalla mattinata, localmente anche intense. Il limite della neve sarà intorno agli 800.000 metri. Temperature in calo, minime tra 3 e 6 gradi, massime sugli 8-11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo molte nubi sin dal mattino, dal pomeriggio piogge via via più diffuse con neve a partire dai 1000 metri. Temperature minime tra 4 e 5 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove domineranno le nubi con nuove precipitazioni, come ci mostra la grafica in arrivo. Temperature minime sui 3 gradi, massime intorno agli 8-9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti, a Montebelluna.